Manifestazione di protesta dei pescatori di Chioggia insieme alla marineria di Caorle e quella del Polesine di Pila contro il caro carburanti e le mancate rassicurazioni arrivate dal tavolo di crisi di Roma. 4 in sintesi i punti per i quali si protesta. Con il caro carburante anche la richiesta del rimborso del 20% del prezzo del gasolio sostenuto, quindi la richiesta della CISOA e Cassa Integrazione a sostegno dei marittimi e infine la richiesta dei fondi del Fermopesca 2021 ancora da incassare, dicono. Domani una cinquantina le barche in protesta in corteo, numero che si aggiorna di ora in ora e in rappresentanza del centinaio e più delle 3 citate marinerie. Corteo che sarà traghettato fino a Venezia anche dal primo cittadino di Chioggia, Mauro Armelao, con i 2 consiglieri regionali Marco Dolfin della Lega e Jonathan Montanariello del Partito Democratico. Sarò in barca con i nostri pescatori di Chioggia, partiremo domani mattina alle 7 e dirigeremo tutti verso Venezia. Indosserò la fascia tricolore perché voglio rappresentarli in maniera adeguata i nostri pescatori. Arrivo previsto alle Zattere a Venezia tra le 10 e le 10:30 del mattino. Andremo a Venezia e vedremo di incontrare le capitanerie di porto, l'ammiraglio e poi il prefetto se ci riceverà. Imprese del settore ittico insieme nella protesta perché strozzate dall'incertezza del presente e del futuro, dicono. Oltre al caro gasolio c'è un altro problema che è in fondo al mare, che è quella specie di gelatina che trovano i nostri pescatori e che si ferma nelle reti e non riescono a pescare, e aumenta anche il consumo di gasolio perché la rete pesca molto, quindi non riusciamo a venirne fuori da questa situazione.